Continuano le interviste con gli uomini della sicurezza, ovvero le persone top security advisor. Oggi ho il piacere di intervistare Alessandro Zerella, Z Tecnica. Ciao Alessandro, grazie per aver accettato il mio invito. Per chi non ti conosce, anche se io e te abbiamo già fatto qualche cosa qualche tempo fa, no? Ma per chi non ti conosce, presentati e raccontami chi sei e di che cosa ti occupi. Certo. Ciao Davide, ciao a tutti, sono Alessandro Zerella della Z Tecnica, un'azienda del Lazio che si occupa degli impianti di allarme intrusione, videosorveglianza e rilevazione foni. Molto bene, io so che la tua azienda era stata fondata dal papà, quindi è un'azienda Sì. storica, possiamo dire. Da quanti anni vi occupate di sicurezza, Alessandro? Guarda, quest'anno 50 anni, dal 73, quindi 73-74, quindi diciamo quest'anno faremo i 50 anni. Sì. Complimenti, complimenti, festeggeremo assieme allora. Certo. Ecco, io volevo con te toccare un argomento che almeno per noi è molto sentito, e con il quale ci confrontiamo, per non dire scontriamo tutti i giorni, ci confrontiamo tra noi, ci scontriamo purtroppo con i clienti, non tutti, ma quella parte di clienti che inevitabilmente cerca riscontro, diciamo, sulle apparecchiature di sicurezza. Parliamo comunque di impianti di allarme, ma anche di videosorveglianza, che deve installare per il proprio impianto. Solitamente, vorrei dire, questo accade nelle abitazioni. Quindi parliamo un po' dei costi degli impianti, se non ti Sì. dispiace, Alessandro. Va bene, come no, volentieri. Sì, praticamente questa è una cosa che succede spesso quando uno fa i sopralluoghi nelle abitazioni, perché nell'ambiente industriale, diciamo che già chi fa una ricerca dall'altra parte sono persone più preparate e quindi conoscono i vari costi che può avere un'azienda. Quello che succede invece con l'ambito civile spesso è che il cliente si fa giustamente una ricerca su internet, si fa un'idea e inevitabilmente casca sul web su delle offerte stracciate e quindi trova dei prezzi molto molto bassi e si fa un'idea che spesso non corrisponde alla realtà, perché vede i pezzi dell'impianto d'allarme un po' come puzzle, diciamo, avendo il contatto, la centrale, la sirena, spesso anche sbagliando gli articoli, perché ci mancherebbe, insomma, e esce fuori una cifra e poi dice vabbè dai, quanto mi può costare in più? Casomai gli escono 300 euro, 400 euro, io con 800 euro faccio tutto quanto, 1000 euro faccio tutto, giusto per dire delle cifre. Poi nella realtà dipende, perché occorre sempre il famoso sopralluogo di cui parliamo tanto, della famosa analisi del rischio che va fatta a casa del cliente, perché può anche essere una normalissima abitazione, però un'analisi del rischio va fatta, se no non facevi un impianto allarme intrusione, ti prendevi i sensorini e li attaccavi alla finestra, quindi va fatto il sopralluogo, va fatta questa famosa analisi del rischio e poi va preparato il preventivo. Spesso nei preventivi vengono messi gli articoli, almeno quello che faccio io è così, metto gli articoli col codice e a fianco il prezzo di ogni singolo pezzo e può succedere che qualche cliente lo contesti questo prezzo, lo contesti perché dice ma io su internet l'ho trovato a di meno. Sì, però non è sempre lo stesso articolo innanzitutto, perché tanti componenti hanno i codici simili, ma in realtà non sono gli stessi. Uno potrebbe confondere un sistema per una finestra che rileva soltanto l'apertura con un sistema che invece viene proposto nel preventivo, che oltre all'apertura, casomai, ha anche la rilevazione degli impatti, dei tentativi di effrazioni, o che abbia delle funzioni supplementari per aggiungere un sensore per tapparelle, insomma,
E quindi eccolo lì che già il prezzo cambia. Tra le altre cose c'è da dire che noi, come te, come penso la maggior parte di noi, non compra su internet, ma compra direttamente dal distributore o in fabbrica, e quindi non comprando su internet si tratta proprio di altri prezzi, insomma. Questa qua è la grande differenza. In più c'è tutta la parte della manodopera, dell'installazione e dei servizi. Cioè, fare l'impianto d'allarme non significa andare a appiccicare col biadesivo o appiccicare, no, questo ce l'abbiamo con tanto costo biadesivo, ma giusto per fare un esempio, insomma, di appiccicare proprio i componenti sopra le finestre e andarsene. Significa sapere ragionare prima di installarli, capire il punto migliore di installazione, perché non è detto che possono essere installati tutti alla stessa maniera. Casomai ho una finestrella più piccola, una più grande o una grata, e quindi devo fare dei ragionamenti diversi. Casomai anche spesso vedendo come apre la finestra, come apre l'imposta. Pensiamo alle persiane. Io apro una persiana, l'anta va verso fuori, non posso certo mettere il trasmettitore fissato sull'anta, perché poi piove, le intemperie, ma anche il sole spesso a distanza di anni cuoce le plastiche, o freddo, sole, si cuociono, si spaccano e ho fatto un macello, insomma. Quindi tanti ragionamenti vanno fatti prima di installare dei componenti per l'impianto d'allarme. E questo c'ha un costo, anche l'esperienza nel fare queste valutazioni c'ha un costo. Perché? Perché fa sì che lo stesso impianto d'allarme installato da quello che se ne intende o da un installatore professionale, la differenza la fa la durata. Uno dura un anno, 2 anni, 3 anni, e l'altro dura 20 anni, 30 anni e via dicendo. Insomma, poi è logico che vanno fatti degli aggiornamenti con gli anni che passano, però ti posso garantire che abbiamo impianti di allarme che funzionano da 50 anni. Assolutamente sono d'accordo con te, ma perdonami, il ragionamento del costo del materiale, no? Sì. Facciamo un paragone che potrebbe sembrare stupido, no? Ma sarebbe come andare al ristorante e voler confrontare il prezzo del costo della pasta al supermercato. Cioè, ora mettiamoci nei panni anche di chi lavora, no? Ti siedi al ristorante, questo ha comprato la pasta, ma te l'ha cucinata, te ha fatto il sugo, te l'ha servita, deve pagare il cameriere, deve pagare il cuoco, deve pagare le vettovaglie, deve lavare le stoviglie. Insomma, ci sono dei costi che per un ristoratore devono saltar fuori da quel piatto di pasta. Non è che tu mi possa confrontare il costo della pasta al prezzo che la vende il supermercato, perché alla fine è questo ciò che fanno, no? Vedere il costo su uno dei tanti store online della mia sirena non è esattamente come dire l'artigiano viene a casa tua con il furgone, con i trapani, con l'attrezzatura a montare quella sirena. Adesso faccio l'esempio della sirena che è banale se vogliamo, ma ancora di più per l'impianto completo dobbiamo mettere in conto che l'artigiano, l'installatore, per poter fare quell'impianto ha studiato, quindi ha investito il proprio tempo, spesso ha anche dovuto acquistare software, computer che a noi servono per la programmazione, ma senza dei quali è veramente difficile lavorare a casa del cliente, e quindi il confronto non regge. Cioè non so come trasferire questa cosa esattamente, ma il costo del materiale, ok, allora facciamo che potrei dirti te lo vieni a prendere da me, te lo do per la stessa cifra, ma te lo vieni a prendere, o al massimo te lo spedisco a casa, ma installato, andarlo ad installare, dietro c'è un'azienda. Ora, la Z Tecnica che ha un'esperienza di 50 anni avrà dovuto investire, immagino, dei soldini
per creare questa azienda ci saranno dei dipendenti, ci sono dei dipendenti, io ora non so quanti, ci saranno dei mezzi, macchine, furgoni, attrezzature. Questi investimenti che la Z Tecnica ha dovuto fare per mandare gli uomini a lavorare, le persone a lavorare, saranno frutto del vostro lavoro. Quindi il confronto dell'apparecchiatura che trovi su Amazon, ne cito uno a solo titolo di esempio, lascia un po' il tempo che trova, no, Alessandro? Vero, verissimo. Mi volevo riagganciare proprio all'esempio della pizza, la famosa pizza o del piatto di pasta al ristorante. Ma fossero soltanto quelle le spese che poi ha un ristoratore, per esempio, per continuare l'esempio, gioco di parole, le spese dovute ai corsi di formazione, all'HCCP che devono fare i dipendenti, alle bollette, ai costi dell'affitto, è normale che in quel piatto di pasta ci paghi tutto il resto, non è che il ristoratore ti va a sporzionare il prezzo del piatto di pasta in percentuale della bolletta, percentuale di questo, corso di formazione, tasse, insomma è normale, è normalissimo, abbiamo tutti quanti, tutte le attività hanno dei costi, delle spese e è normale che dentro i preventivi vanno spalmate tutti gli investimenti che giustamente di cui hai parlato te, sono importanti alla fine di un anno. E sono importanti perché vuoi la formazione dei dipendenti, vuoi i corsi antincendio, vuoi i corsi sulla sicurezza, vuoi i patentini per la piattaforma, perché per salire su una piattaforma e cambiare una sirena che sta a 7 metri, 8 metri, ci vai con la piattaforma devi formare comunque i dipendenti. Oltre al costo vivo di questa formazione c'è anche il costo di ore che toglie al lavoro, perché sono corsi che si fanno durante le ore lavorative, questi di formazione. Per questo, anche per questo motivo, spesso quando si trovano delle offerte su internet, dei kit installati da vigilanze, insomma, o da ditte o da installatori un po' meno preparati, se vogliamo, e loro questi costi non ce l'hanno. Perché? Perché arrivano, veramente attaccano alla finestra, poi quello è così è, così te lo prendi, insomma, e non hanno fatto corsi di lavoro in quota, quindi casomai non installo la sirena esterna e ti dico che non serve perché ormai non si usa e dà solo fastidio al vicinato. Perché? Perché poi casomai per mettere quella sirena devo salire su una scala, se scivolo da quella scala e mi faccio male, ho problemi perché non sono un installatore, casomai faccio parte di una rete commerciale e non posso salire sulla scala, ma posso limitarmi a attaccare una spina e a utilizzare il biadesivo piuttosto che le viti e piuttosto che il travano per fare i buchi sull'infisso, perché tutti questi utensili per legge, per la sicurezza sul lavoro, per utilizzarli devi aver comunque fatto dei corsi di formazione che hanno un costo. Moltiplica questo costo per casomai 10.000 dipendenti che c'hai in tutta Italia e non riesci più a fare impianti d'allarme a 100 euro. Certo. Un contributo di installazione. Non dobbiamo dimenticare un aspetto. Adesso tu hai parlato di struttura commerciale. Sì. Gli artigiani, che non sono strutture commerciali ma ricadono nell'artigianato, hanno anche, e questo va detto e va sottolineato dal mio punto di vista, abbiamo anche una tassazione differente, perché l'acquistare e vendere è soggetto a una tassazione inferiore rispetto all'acquistare per installare, e questo a volte passa sottotono, ma io che se ti vendo un articolo con una tassazione, con un ricarico diciamo basso, spesso lo faccio in perdita, proprio perché io vengo tassato come se quell'articolo l'avessi installato, e questo incide in modo abbastanza rilevante sulla nostra, come posso dire, sul nostro guadagno, che sembra sempre che noi ci guadagniamo
siamo tutti ricchi. Sì, vabbè, poi sui gruppi leggiamo di tutto. C'è questo gruppo molto simpatico che hai creato, che è aperto anche agli utenti, e è aperto a tutti quanti gli interessati del settore e non. E lì spesso si leggono delle chicche, insomma. Ma d'altronde diciamo che se non ci fosse stato il nostro gruppo ci sarebbero stati comunque decine di altri gruppi di fai da te o di forum, perché comunque Sì. la cosa dei gruppi nasce dalla necessità di confrontarci, che prima era basata sulle strutture dei forum. Ora è cambiata un po', no? Si fa quasi tutto su Facebook, cioè avviene su Facebook, e grazie ai gruppi riusciamo a confrontarci quotidianamente. Io il gruppo l'ho fatto con l'intento di informare l'utilizzatore, più che dargli modo per fare da sé, ovviamente, perché siamo quasi tutti installatori, io e te come tutti gli altri che collaborano al gruppo, senza dei quali, scusa, il gruppo non avrebbe senso di esistere, ma siamo tutti tecnici installatori, quindi cerchiamo di far capire all'utilizzatore l'importanza di un impianto d'allarme costruito, realizzato con le nostre competenze, senza le quali tu acquisti delle apparecchiature, le appiccichi, al di là del fatto del biadesivo, tu puoi anche fissarle, ma non avrai mai le competenze, quelle di cui parlavi tu prima, in fase di analisi dei rischi di sopralluogo, no? Come fai a valutare che cosa serve per mettere in sicurezza la tua casa, la tua famiglia, se non hai le competenze? Questo è quello che a me spaventa più di tutte. Facciamo un esempio banalissimo: il portoncino blindato. Quante volte ti trovi in fase di sopralluogo e il cliente ti dice: ah, ma il portoncino è blindato, non mettiamo nulla. È assurdo, ma è il principale punto di accesso del ladro. Spesso il ladro entra o cerca di entrare dal portoncino blindato, perché comunque è blindata la porta, ma in qualche modo La serratura tramite la serratura si può aprire, no? Almeno è sempre il punto preso è facilmente raggiungibile, comodo da girarci intorno per lavorarci per un ladro, comodo perché c'è delle vie per scappare, che è la tromba delle scale e te ne vai, insomma, e quindi può essere attaccato. Poi, per carità, possono anche non riuscire ad aprirlo, meglio se c'hai l'allarme. Con un bel rilevatore sismico non ti hanno aperto il portone mentre facevano coi ferri, mentre facevano le frazioni, insomma il rilevatore ha captato questi segnali, ha fatto scattare l'allarme e lui se n'è andato, non ti ha nemmeno rotto la serratura, meglio di così che vuoi. Infatti, e il portoncino ovviamente è uno dei tanti esempi che potremmo fare, sui quali ci sarebbe da discutere una giornata intera, però ecco, era per trasferire l'idea a chi ci ascolta che non è così semplice fare un'analisi del rischio se non conosci le tecniche di frode utilizzate dai ladri e le tecnologie di rilevazione, perché ti faccio un altro esempio stupido. Mi sono trovato con il classico rilevatore da esterno, e noi sappiamo benissimo che il classico rilevatore da esterno fa al massimo 90 gradi di copertura orizzontale, e il cliente era convinto di essere protetto a 180 gradi. Convinto, ti giuro. Io l'ho guardato e gli ho detto: guardi, lei non deve dare retta a Davide Marcomini, lei deve, appena me ne sono andato, inserire il suo impianto e fare queste prove. Dopo 5 minuti mi ha richiamato e mi ha detto: lo sa che aveva ragione lei. E io non so se avesse capito male lui o se gli fosse stato venduto per quello che non era, però ti garantisco che da una parte lui non era protetto, zero,
zero, non aveva nulla, quindi quell'impianto, se di impianto si poteva chiamare, era stato fatto da chi non conosceva quelle tecnologie, non sapeva che cosa stava facendo. Sì, un'altra cosa importante che va vista quando un utente fa delle ricerche su internet e si fa un'idea di prezzo, l'altra cosa importante non solo è l'installazione professionale, la consulenza, l'analisi del rischio, ma il servizio. È vero che l'impianto sta in garanzia, ma è anche vero che questa azienda li dovrà sostenere prima di tutto negli anni, quindi dovrei avere sempre una persona di riferimento, perché potrebbe non darti problema per 1 anno, 2 anni, 3 anni, ma prima o poi una manutenzione va fatta a questo impianto, quindi devi ritrovare la persona che ti fa l'assistenza, e questo anche è una cosa che va valutata in fase di preventivo. Quando uno cerca un'azienda e confronta i preventivi tra internet e un installatore, insomma, deve capire anche questo aspetto, il fatto che una serie di servizi sono messi a corredo dell'utente finale, alcune aziende danno più servizi, alcune ne danno meno, però insomma anche questo è una cosa importante. Posso dirti quello che facciamo noi, e oltre a dare il servizio della SIM per 5 anni, poi abbiamo l'ufficio con 4 persone che rispondono al telefono e organizzano i giri ai tecnici, in maniera che il cliente che chiama da una località, che chiama in ufficio per un problema, viene subito deviato al tecnico che già sta in zona, e l'assistenza si riesce a risolvere o in poche ore o nell'arco di un giorno, 2 giorni, sempre in base al tipo di urgenza della richiesta. Questa è una cosa importante, perché il tuo impianto in questo modo sai che viene sempre monitorato e sai sempre a chi rivolgerti. Facciamo anche dei contratti di manutenzione che sono assolutamente facoltativi, proprio la parola chiave è facoltativo. Se vuoi fare il contratto di assistenza, ti garantisce 8 controlli l'anno, insomma, e quindi hai un servizio che comunque sia su internet non trovi tutte queste voci. Spesso il fatto di cercare il tecnico che ti ha fatto l'impianto allarme, io mi sono accorto che durante le settimane, i mesi, ci arrivano decine di chiamate di persone che non ricordano nemmeno dove hanno comprato l'impianto, chi gliel'ha fatto, se gliel'ha fatto un parente, un cugino o uno che adesso ha cambiato lavoro, e quindi si rivolgono a noi perché ci trovano, perché hanno parlato con qualche amico, insomma, o qualche conoscente, e quindi trovano in noi un punto d'appoggio per prendere in mano la situazione, l'impianto, e dargli una giusta manutenzione, una giusta assistenza negli anni. Certo, certo, ma allora io apprezzo moltissimo la cosa del contratto di manutenzione, perché chi non ha il contratto di manutenzione è sempre in qualche modo legato al primo che trova, no? Io ricevo diverse chiamate da utenti che, come hai detto tu, non sanno a chi rivolgersi, non sanno a chi chiamare, ma cioè non è, passami il termine, normale, corretto che un impianto venga abbandonato, un impianto che dovrebbe garantirti sicurezza e che dovrebbe essere almeno visto da un tecnico una volta all'anno, almeno una volta all'anno, per poterti garantire quella sicurezza di cui tu hai bisogno. Quindi il contratto di manutenzione è una cosa utilissima. Tornando invece al discorso degli utenti che cercano i prezzi su internet, vorrei aggiungere una cosa di cui ci siamo dimenticati: la garanzia. La garanzia sui prodotti, perché poi nel gruppo di cui parlavamo prima si legge sempre gente che poi non gli viene corrisposta la garanzia sui prodotti difettosi. Perché questo? Secondo me, poi magari sbaglio, perché è difficile per un utente dimostrare che quel prodotto non funzionasse o che non l'ha rotto lui. Sì, certo. E le tarature, possiamo parlare delle tarature anche, al di là della garanzia dei pezzi, come fai a dimostrarlo?
dici l'ho comprato, l'ho preso, e se l'hai installato male te, chi si prende la responsabilità? E come un'altra cosa che mi è venuta in mente sono le tarature sui rilevatori. Se io azzardo una taratura e questo rilevatore ti dà falsi allarmi, è compito mio e è incluso nell'installazione il fatto che io ritorni a casa tua e ti ritocchi la taratura del sensore. È compito mio dopo un mese, casomai io l'ho installato in un periodo estivo, calmo, arriva il brutto tempo, vento, piogge e la vegetazione, non so, fa sì che l'impianto inizia a dare falsi allarmi, perché non è vero che non esistono i falsi allarmi, soprattutto sull'esterno ci possono stare, spesso sono riconducibili a delle tarature che vanno perfezionate e io ritorno a casa tua e ti rifaccio la taratura. Rientra in quella garanzia perché ti ho venduto un pacchetto di impianto allarme. Diversamente, se prendo su internet lo faccio installare, ma poi lì ci ritorna a tarare un sensore. Tu casomai l'hai comprato e l'hai pagato X, gliel'hai fatto installare a quello a meno di X e poi pretendi che ti viene a fare le tarature a casa quando c'hai problemi. E nasce il problema legato ai continui falsi allarmi e perdi fiducia nell'impianto, parli male anche del marchio poi, Certo. con i tuoi amici parli male del marchio, può essere più o meno blasonato, il cliente avrebbe anche potuto scegliere un impianto abbastanza famoso, performante, e poi inizia a parlare male perché non è stato tarato, non è stato seguito e tutta quanta la serie di cose che Sì, sì. sappiamo, insomma. Sì, sì. Quindi sì, la garanzia anche è importante sia dal punto di vista proprio del prodotto e sia dal punto di vista dell'installazione e del post vendita, delle tarature e di tutto quanto questo pacchetto che se vogliamo lo chiamiamo garanzia. Vero, 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 vero. E comunque, insomma, io sono del parere, poi io sono di parte, chiaramente non potrei dire diversamente, ma sono del parere che l'impianto fatto da un professionista della sicurezza lo riconosci e ti dà determinate garanzie. L'impianto fatto dal scappato di casa, dal cugino o da chi non è del mestiere lo riconosci pure anche lui in qualche modo e non ti darà determinate garanzie. Alessandro, diamo una svolta a questa conversazione perché io sai che voglio anche parlare di Top Security Advisor. Tu sei, Sì, credo, una delle prime aziende iscritte a Top Security Advisor e raccontami un po' la tua esperienza con il portale, che cosa ci trovi di bello, di brutto. allora, diciamo che sì, sono uno dei primi che si è iscritto al portale, sono uno dei primi con i quali abbiamo iniziato a fare un po' di video, se non sbaglio, che era il 2020, forse 19, qualcosa del genere, non mi ricordo. Forse 20. E, sì, possibile. E mi trovo bene, sì, mi trovo bene col portale, è un ottimo strumento, è comodo da utilizzare anche da condividere con i clienti, proprio perché tanti concetti che stanno sul portale sono rivolti anche all'utente finale. Diciamo che c'è una pagina proprio dedicata, c'è un accesso dedicato all'utente dove va lì e si trova una serie di video, una serie di informazioni e di interviste che servono proprio a formare un minimo il cliente totalmente inesperto oppure che pensa di essere esperto, così almeno si chiarisce un po' le idee e vede e scopre qualcosa in più, qualcosina in più sul mondo della sicurezza. Comunque è un mondo sempre in continua evoluzione e proprio per questo motivo è giusto non perdersi tanti passaggi perché si rischia di arrivare a un punto avendo saltato gran parte delle informazioni e non sai di che cosa di che cosa si sta parlando, insomma. Può succedere anche questo qua. Il portale a livello di grafica, non so se vuoi sapere qualcosa a livello di grafica, è bello, hanno fatto anche delle modifiche ultimamente per renderlo anche più accessibile, più intuitivo. Ho visto che sono state fatte delle modifiche, no, è bello, fatto bene. È un ottimo strumento, come dicevo, sia per l'installatore sia per l'utente finale. Ci sta un po' di tutto, ci sta.
Bello. Certo. Indirizzi, una bella scelta di installatori, che un po' in tutta Italia ci stanno degli installatori che hanno aderito e che tra le altre cose sono stati scelti, diciamo, non è che tutti quanti si possono iscrivere e essere presenti sul portale, hanno bisogno di alcuni requisiti, diversamente il rischio è proprio quello che un utente si rivolga al portale, trova la persona sbagliata e poi parla male del portale e della scelta che ha fatto. Quindi anche in questo sei stato abbastanza selettivo, insomma. Bene. Sì, diciamo che la mancanza di un, chiamiamolo percorso di certificazione che possa far riconoscere solo l'installatore di sicurezza come una figura professionale non ci permette in tal senso di riconoscere solo gli installatori che si occupano di sicurezza, ma quantomeno cerchiamo di inserire nel portale chi ha le lettere attribuite dalla Camera di Commercio per poterlo fare. Questo quantomeno mi sembra una scelta obbligata. Poi giustamente ci sono tanti articoli proprio per cercare di far arrivare all'utente tutto quello che stiamo dicendo anche in questo video, tutti i concetti che cerchiamo di trasferire quotidianamente. Va detto che l'utente può contattare un installatore presente nel portale in modo assolutamente gratuito direttamente. Il portale non ci guadagna, non applichiamo nessun tipo di commissioni, ci mancherebbe. La vetrina del tecnico, dell'azienda installatrice, è assolutamente gratuita. E poi quello che volevo aggiungere, se mi permetti, è anche che noi ci confrontiamo quotidianamente nel gruppo Telegram, quindi insomma, Alessandro, io per non tenerla troppo lunga mi farebbe molto piacere continuare questa chiacchierata, ma poi si stancano nel guardare il video, o lo spezzettiamo o diciamo che per oggi è tutto, ma sarai mio ospite, gradito ospite quando vuoi, ovviamente. Se sarai presente, ricordiamolo che a novembre ci sarà Fiera Sicurezza, quindi grande occasione di incontro per le aziende, per gli installatori che vogliono vedere le novità del settore. Io per incontrare anche tanti amici, tanti colleghi e tanti volti che a volte non si ha modo di incontrare, diciamo, molto spesso. Alessandro, ti lascio il microfono per i saluti. Io ti ringrazio, grazie per essere stato con me, grazie per aver accettato il mio invito. Alla prossima. Ciao a tutti, un saluto e ricordatevi che se dietro gli impianti d'allarme c'è la sicurezza, ci deve stare una persona che si occupa di sicurezza. Ringrazio Alessandro Zerella per essere stato con me. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale, spuntare la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!